Beh, devo dire che comunque abbiamo incontrato un De Angelis diverso dagli altri anni, una buona squadra, giovane, veloce, ci ha messo in difficoltà già da subito. Abbiamo costruito piano piano poi la nostra partita e nonostante tutto siamo andati nel doppio svantaggio, siamo riusciti a accorciare prima della fine del primo tempo. E poi dopo niente, abbiamo fatto secondo me noi la partita, abbiamo giocato benissimo, palla a terra, siamo andati sul pareggio per un vantaggio, poi hanno fatto un bel gol di testa loro e è stata una bella partita, maschia, combattuta. Voglio fare i complimenti veramente a Roberto che ha creato una squadra, secondo me, una buona squadra da vertice, ecco. Però la Pisana stanno non è di meno, è partita col piede giusto e niente, voglio fare i complimenti ai miei ragazzi che sono stati capaci a reagire dopo il 2-0 iniziale per gli avversari, ma come al solito noi purtroppo usciamo sempre fuori dopo e fortunatamente abbiamo portato a casa i 3 punti. Di punizione. Guarda, parto per l'obiettivo stagionale, noi è normale che puntiamo con la rosa che abbiamo ai playoff, che comunque è una squadra abbastanza giovane e ormai amalgamata, perché questo ormai è il secondo anno che giochiamo tutti insieme, puntiamo a fare bene, puntiamo specialmente a questi maledetti playoff che in realtà non ci è sfumato per poco. Per quanto riguarda l'episodio è semplice, cioè, se loro non si mettono sul pallone a difendere la palla e due ragazzi litigano verbalmente ci può stare, se poi il giocatore della Pisana è più furbo che batte senza che nessuno sta sulla palla e facciamo gol, che vogliamo recriminare? Non c'è da recriminare nulla. E poi ci sono gli episodi che parlano.